La rivoluzione dei pronto soccorso a un esercito è quello delle hostess e degli steward. Obiettivo: abbattere i tempi di attesa. Dal 1° settembre il governatore veneto Luca Zaia annuncia che l'innovazione sarà cosa fatta. È una novità assoluta, ovvero avere queste persone formate all'interno delle sale d'attesa che si occuperanno di tutti i bisogni dei pazienti, quindi daranno informazioni, si occuperanno dell'accoglienza e accompagneranno il paziente fino al momento della visita e della cura. È la prima volta in Italia che si azzarda un progetto del genere, fino ad oggi senza precedenti. L'esercito che il governatore veneto invia in tutti gli ospedali sarà composto da studenti, professionisti della sanità e volontari. Abbiamo formato 380 dipendenti del mondo della sanità, 60 neolaureati in medicina e poi anche tutti i volontari che verranno formati. Il progetto, da 2 milioni di euro, punta ad abbattere le liste d'attesa. Per i codici bianchi è stato fissato un tetto di 4 ore dall'accettazione al congedo del paziente. Il prossimo step è quello di agevolare ancora di più queste partite in maniera tale che si contraggano sempre di più anche le liste d'attesa.